Oh, eccoci qua di nuovo e devo darti un dato importante. Dimmi, dai. Davanti l'ingresso della nostra raga, cucina. ma perché gli chiedo hanno io? Ma contato perché gli 12 chiedo? milioni, Ma che 12 milioni non ci vanno neanche in tutta la strada persone. qui. 12 milioni, ma siamo che dici? felici di questo, contenti. Ma dove vanno sti 12.000? Solo Dove di li pullman, vedi? milioni, solo di pullman ci sono. Ma che è? Lo stadio di... non lo so. Che Tu c'è? non sei Desiree. Perché? Che vedi? Che c'è? Sei vestita da extraterrestre. Sembri il No, Dottor come? Spock. No, è un abitire elegante, No, questo tu non verde sei salvia così tu sei un oggi. extraterrestre. No, ma no, sono io, Un extraterrestre guarda. in studio. È molto elegante Allora ti secondo metto me alla questo prova. verde. Ti metto alla prova. Dimmi. Chi ha scritto la Divina Commedia? Vabbè, ma lo sanno tutti, dai, Dante Alighieri, è logico. Ecco, allora un extraterrestre, ci hanno messo l'intelligenza artificiale, perché Desiree non l'avrebbe saputo mai questo. Non è lei. Ma quanto sei scemo, mamma mia. Possiamo iniziare Desiree, a sì. fare l'unica cosa che sai fare bene? E cioè? Cucinare? Solo quello? Ah. Dile altre Dai, cose. forza. Dillo che lo diceva pure mia mamma, Cosa? da quando è con te sta donna è cambiata. E lo zio Gianni sai che mi diceva? Ma che bella sta picciotta, mi piace. Lo zio Gianni nutriva una certa stima nei miei Salutiamolo, zio confronti, Gianni, è vero. salutiamolo. Zio Gianni, ciao, zio E Gianni. io saluto la mia camera, per poi salutare la camera di Desiree, vabbè, ragazzi. per poi salutare... vabbè, è così, che vogliamo fare? A Piccirida, che Tutti vogliamo lo so, fare? dai, Finito? Dai, Possiamo tu che sei un iniziare? extraterrestre, queste cose non A le presentare la ricetta di oggi, le ricette di allora, oggi. parliamo di un prodotto che si chiama in spagnolo mantequigna. Mantequigna. E sarebbe? Mantecare. E Che ne sarebbe so? il? Che ne so, La mantequigna, che viene il nome mantecare perché è il il che cosa? Il Il burro? Brava! Oggi che la c'entra? puntata, Non sì, c'entra. in spagnolo si dice mantequigna. Ah, mantequigna. In inglese si chiama butter. Mantequigna mi In piace spagnolo di più. le beurre. Le beurre. In tedesco Sprusprus. Vabbè, ok. In cinese Ainomotinta. In coreano solo. Il mandarino? Eh? Il mandarino? Aspro. Cretino. Perché non lo sapevi il Va mandarino, bene, come allora, si diceva. iniziamo, Allora, facciamo due ricette. iniziamo oggi. da che? Oggi facciamo i biscotti al burro. Buoni, buonissimi. E poi facciamo la pasta all'alfredo. E com'è la pasta Alfredo, d'Alfredo? non è altro che una pasta al burro. Ah. Però poi ti faccio vedere cosa accade in questa pasta al burro. Va bene, dai. Sai perché si chiama Alfredo? Perché la mangiava Alfredo, No, immagino. perché l'ha inventata No. il proprietario di un ristorante romano, Alfredo alla Scrofa. Ah, bene, Capito? quindi è rimasta Era in via Alfredo. della Scrofa, per cui è rimasta la fettuccine Alfredo. Iniziamo con il preparato per fare l'impasto dei nostri biscotti, Al burro. che in inglese si chiamano butter cake. Butter cake, Capito? esatto, Va sì. bene. Che poi cake è dolce. Sai quanti non è- ce n'è al supermercato ma- biscotti al burro? Di tutti i tipi ci sono quelli rotondi col buco, ci sono... No, io dico così per informazione, non è che... Passo oltre perché è extraterrestre, per cui ci passo oltre per questo, non ci ragiono. E allora gli Vabbè, ingredienti allora, sono gli ingredienti sono burro, vaniglia e lievito per dolci. Poi le misure le daremo le alla dosi fine, così alla ve la fine della guardate. puntata, Lo zucchero, un uovo, un uovo e la farina. e la farina. Va bene? Procediamo? Vai, via. Procediamo. Iniziamo con mettere il burro, Sì? così. Mettiamo la Questo foglia. com'è il burro a pomata? Sì, più o meno sì, non tanto pomato, un po' freddino. Tipo così. Voltaren, cosa? Più o meno? No. Questo mi sono commosso. Tutto mi poteva aspettare, ma non Vabbè, Voltaren. allora... Poi aggiungiamo lo zucchero, Sì? così, e facciamo sì che zucchero e burro diventino una crema. Zucchero e burro. Il regista impazzisce per questo rumore della planetaria. Piace, sì, vero? mi piace da morire. È vero, registro? Poi andiamo a mettere il lievito con la vaniglia. Ok. Abbiamo messo qui. Questo A che questo lievito è? punto- Lievito lievito madre? per dolci, eh? Non è il lievito No, è madre. la figlia questa. È il padre. La figlia. E a questo punto Un uovo. mettiamo un uovo intero, così. E voilà.
e andiamo a catafollare Vai. l'uovo dentro. Ora che si deve amalgamare Amalgamare tutto quanto bene, la farina bene. ci vuole adesso, E, no? The rest. The rest. Per ultimo. Sarebbe per ultimo. E a questo punto andiamo a incorporare la farina, però come? Non tutta di botto, Col ma cucchiaio, la poco facciamo poco. incorporare a poco. Uno e incorpora. E nel frattempo tu mi dici cosa abbiamo fatto fino adesso. E che ne so, stiamo Ma facendo i cosa abbiamo biscotti al fatto? burro. E cosa abbiamo messo nella Hai planetaria? messo il burro, un uovo, lo zucchero e il lievito madre, sorella. Brava. Ma come l'ho messi? Prima cosa ho messo? Vabbè, ma non importa, l'importante è il risultato No, è finale. importante. Cambiando l'ordine degli addendi, il No, risultato non sono i cambia. fattori, non erano gli addendi. Com'era? L'ordine dei fattori, il prodotto non No, era cambia. quello, era questo, era quello che ho detto io, Va è vero o bene. no? Ci posso combattere io? No. Vabbè, allora quindi aggiungi la farina piano piano. Piano piano. Prima hai messo il burro comunque, poi ho messo lo zucchero. L'ho reso un po' a crema, poi ho fatto incorporare lo zucchero, poi ho messo il lievito e la vaniglia, dopodiché ho messo l'uovo, li ho fatti incorporare e mano a mano faccio incorporare La farina. la farina, vedi? Così la sta incorporando, vedi? Brava, brava. Però nella cucina cosa c'è? Sempre quella famosa magia che Ah, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo perché già fatta, poi... però vorrei fare vedere al nostro pubblico pure, dopo che abbiamo Come viene? Com'è il risultato? Facciamo una cosa, guarda. Ecco che mi prendo una marisa, faccio scendere dalla foglia, perché questa si chiama foglia, perché una planetaria è composta da 3 pezzi: la foglia, il gancio E il fiore. e la frusta, lo sapevo. Non si assaggiano le cose crude. No, ma questo, scusa, tu non hai assaggiato mai gli impasti quelli delle non torte? li assaggio perché mi fanno senso. Sono buoni. Ok, Non capisci facciamo niente. così. Che capisci tu? Vedete, il composto è questo. Perché tu dici sempre che i composti è meglio farli riposare, giusto un Sì, po'? sì, sì. E questo in questo caso si mette in frigo Sì, a riposare? certo. Ecco qua. Per cui gli diamo un attimo di lieve lavorazione, vedi? Cioè, perché non deve essere molto maneggiata essendo a base di burro. Mi sei capita? No, è incredibile. Io credo che questa sia onnivora. Onnivora, che non è che significa mangia di tutto. Questa è una cosa onnivora buonissima. è on va, mangia. Questo è buonissimo, On ragazzi. va, mangia. Abbiamo fatto questa pallettola così, vedi? Se vuoi sentire la consistenza, così lo dice al nostro pubblico, dai, sta mangiando. E la mettiamo qua e la andiamo a mettere Senti, in ma è frigo. tipo la crostata? È un po' più... c'è il lievito, che nella crostata si mette un pizzichino proprio tanto per. Ora noi ce l'abbiamo pronto per la lavorazione. Certo. Ma come fa a mangiare queste cose? Io non lo so. Ecco. Abbiamo questo che già ha riposato, giusto? No, è già l'abbiamo tenuta in frigo ed è indurita un pochino. Ah, indurito. Però ci serve dello spolvero. Ecco qua, ho preso un po' di farina che ci occorre per lo spolvero. Lo spolvero. Che sarebbe questo lo spolvero? L'ho vedi? capito, lo Così. spolvero. L'hai capito? Non esagerare. Lo spolvero... L'hai capito? Non esagerare. Sì, esatto. Poi spolveri Esatto. dopo, eh? Prendiamo il presidente della... Basta. Basta. L'hai capito da solo, no? Questo era Andiamo a troppo, fare- troppo. No, dai, il presidente è un amico, è pure palermitano. Allora, senti, quindi l'impasto per i biscotti a burro è pronto, è pronto, giusto? così, sì, Quanto ha riposato più o meno in frigorifero? Ma deve stare un'oretta in frigorifero in modo Un'oretta. che si rassoda un pochino, capito? Ora, prendiamo una bella teglia già che abbiamo precedentemente incartato. Sì. Così, però prima mi serve un attrezzino. Prendiamo un coppapasta per dare una certa forma ai nostri biscottini. Mi dai un Bene, coltello? li facciamo rotondi, uno spellucchino, quindi? uno spellucchino me lo dai? No, non li facciamo rotondi. Ti faccio vedere. Dai, fammeli cosa fare a facciamo. me, Aspetta, dai. prima te ne faccio vedere uno. Allora, facciamo così, guarda.
Ah, delle mezze lune fai. Brava. 2, brava. 3, brava. Poi tagliamo questo qui e continui tu. Nel frattempo io prendo una teglia che ho precedentemente incartato con la Così? carta. Sì, come quella, copia. Dai, copia, carina dai. questa idea. Carina questa idea, ti piace? Sì. Che dolce che è. Mentre tu tagli, io le imposto, guarda. Stai facendo biscotti per l'esercito, hai visto che brutta? Vabbè, questo è Cioè, venuto... guarda la differenza, tu No, l'hai fatti questi per sono l'esercito, perfetti. grandi. Ma perché io sono più generosa, tu No, sei un dobbiamo po'... fare le cose fatte bene. Ecco. Quando non arrivi a fare la mezzaluna non la fai, stai rompendo questa. Ecco. Se tu ti fermi io faccio una cosa, guarda, 1. Vai, dai, facciamo la luna piena. No! 1. Non sentire suggerimenti di gentaglia, va bene? Dai, Ho detto no. uno solo. No. No? Vabbè. Dammi. Taglia, no, prima, qui ce la fai Lo un sto altro. facendo, Un mi altro parli ce nelle la fai. mani, aspetta. Facciamo uno spicchio di luna. No, vabbè. Oramai che li hai fatti così giganti. Ora taglia quella parte, questa tagliala di netto. No, questo è brutto, lo vedi? Ecco. Facciamo le fasi lunari. Sì. Fasi alterne. Vabbè, guarda, sei Ok. monotono, tutti uguali li sta facendo. Proprio noioso. Dai, era Ok, bello. Ok. Biscotti al burro, Perfetto, fasi... così. No? Questa noi ce la conserviamo, questo impasto. No. Continuo così. Me ne servono 3, guarda. Me ne servono 3. Basta, Perfetto. dai, perfetto. Guarda, 1, 2, E 3. 3. Ora dobbiamo fare un'altra cosetta, ti insegno una cosa carina. Che Ma fai? prendi un pennellino. Un pennellino. Questo? Ecco qua, dell'acqua, me la metti un po' d'acqua in uno di questi contenitori. Guarda, ma che brava, ma che brava. È sicuramente un extraterrestre perché le ho detto mi Dai. prendi l'acqua e c'è andata. Dai, che vai. di solito non lo fa. Vedi? E andiamo a bagnare questi biscottini così con l'acqua. Sai a che cosa serve questo? Metti... cosa fai? Sigilli? No. Sì, sigillo. Metti lo zucchero, metti lo zucchero. Brava! Comincia a prendere lo zucchero e comincialo a mettere, cioè proprio spolvera, anche se va fuori non ti preoccupare. Non esagerare però. No, niente, è impressionante, è esagerata proprio. Metti, vai. Li andiamo a mettere in forno. Sì. E come Aspetta, per aspetta. magia, nell'arco di una ventina di minuti Sono pronti? saranno pronti. Li inforniamo. Ma la magia dove sta? Ce l'abbiamo pronti. Brava! Valli a per cui prendere. guarda cosa è venuto fuori. Quante mezze lune. Guarda. Passaggio 1 e andiamo in No, pubblicità. non siamo all'assaggio, andiamo in pubblicità. Signore e signori, consigli per acquisti. Vabbè, consigli per i Sì, consigli, dai. consigli per i consigli. Noi ci siamo allontanati un attimo per lasciarvi possibilità di consigliarvi per i consigli, perché consigliando per i consigli uno può consigliare che Beh, dai, consigli dare. stringiamo la pubblicità, È carino, andiamo è avanti. carino, Cosa stavamo dai. facendo adesso? La pasta Adesso all'Alfredo. Tu non sei, tu sei extraterrestre. Dai, la pasta all'Alfredo, E allora com'è? facciamo la pasta all'Alfredo. La pasta all'Alfredo non è altro che un normale piatto di pasta al burro. Per cui tu cosa faresti? La pasta, gli metti il burro, gli metti Finito, il parmigiano, un po' di basta. pepe Se ce lo l'ho il vuoi. parmigiano. Finito. E invece in questo caso no. Faremo una cosa un po' diversa. Più particolare. Allora, mi serve questo. Mi serve questo. E lo mettiamo qui per il momento. Va bene? Sì. Poi mi serve una padella dove andiamo a mettere una bella. Metteremo giù un 300 grammi di pasta, 300-320 che già per 4 persone sarebbe l'ideale. Va bene. Mettiamo questo tocco di burro che siamo più o meno sugli 80 grammi, va bene? E lo mettiamo qua. E lo facciamo andare. Intanto l'acqua sta bollendo, Sì. la caliamo un poco. E queste fettuccine all'Alfredo
che mentre noi in Italia chiamiamo pasta al burro, Sì. tu lo sai in tutto il mondo come la chiama? Pasta Alfredo. Bravo, fettuccine all'Alfredo. È famoso questo Alfredo. La voglia, te l'ho detto, è il proprietario del ristorante Alfredo alla Scrofa, in via della Scrofa a Roma. Facciamo fondere questo bellissimo, meravigliosissimo burro. Tu lo sai da che cosa si fa il burro? Dal latte. Ma che si Bravo, fa? no, Dal latte, dalla giusto? panna, dalla panna. Dalla panna. Dalla panna. Si centrifuga la panna e viene fuori E viene il burro, fuori perché questo. butta il liquido e rimane il burro. E quando sei in montagna puoi incontrare forme di burro enormi. Ti giuro, perché in montagna capita che c'è il burrone, che il burrone è una forma di burro. Ti è piaciuta, zio Gianni? No, a me no, non mi Ci è piace io, piaciuta. zio Gianni? Sta ridendo, guarda. E lo facciamo fondere a fuoco tiepido però, perché sennò sai come il burro prende fumo subito e non rovineremo. Nel frattempo andiamo a mettere giù questi nidi Ok. di fettuccine. Fettuccine. Capito? Poi ti farò vedere anche una tecnica proprio per come si fa la pasta all'Alfredo. Figurati che al ristorante Sì? il cuoco portava il vassoio con la pasta e il burro e poi c'era un addetto che era il mantecatore. Faceva questo movimento per mantecare Mantecava. la pasta. Capito? Ma mi dai una pizza, ma dai la pizza, Certo. la pizza. E allora, ora stiamo andando in cottura con la pasta. Nel frattempo, raccontami, dimmi, questa trasmissione ti incontrano per strada, che ti dicono? Ma veramente mangi così tanto? E questa è la cosa. No, ma state scherzando, lei. Ma quel Totino che fa? Che non fa Ma quella lei niente, non mi ma. dicono. Ah sì, che fai tutto tu, è Faccio giusto? tutto io. No, dico, lo sai oltretutto che le puntate si possono rivedere su Sicilia Play. Ma Se qualcuno... certamente, sono tutte belle stampate lì, Esatto, andate su sono Sicilia là. Play, c'è chi la vuole cotta e vi arricchiate. Come io certe volte che gli dico come si faceva quella pasta, che ne so, e lui mi manda la puntata di Sicilia Play. E scusetti, Non è che me lo spiega, mi ma manda in la tanti me puntata lo dicono. di Tanti Sicilia mi dicono, senti Play. Totino, ho visto quella ricetta del maiale, come l'hai fatto? E io mando il link della Va puntata bene, su ma Sicilia scusa, Play. me lo dici E in così te maniera la più vedi sbrigativa? tutta. No. Qui intanto la pasta sta andando, abbiamo un altro poco. E poi ti faccio vedere, questo gli daremo un'altra riscaldata, lo mettiamo qui, Sì. ma ti faccio vedere come il termine tecnico è scendema la pasta, non lo sai se dice così, scendi la Scendema la pasta. pasta, così si dice? Lo dite voi, scendi la pasta. Calama pasta. Cala quando la metti, scende quando la Ah, scoli. va bene. Scendema la pasta, Scendema la cala pasta. e ghisa. Allora, poi noi metteremo la pasta in maniera quasi. Ma dici Totino, ma come la stai mettendo? Ma è un obbligo. La mettiamo così, va Ti faccio bene. vedere come, casa è stato arriere. Esatto, guarda. A noi piace al dente. A al me dente, sì, al anche a me dente, piace al dente. Desiree, piuttosto lo sai quello che mi dicono ti di te? dicono? Dai, dimmi. Mi dicono, è brava, bella. È vero. Sa essere anche comica. Grazie. Ma vicino a te, ti giuro, è perfetta. È come dice mia mamma, quella donna da quando sta con te è una bellezza. Ma veramente, che perché prima non era dici? così. Ma chi la Io non- conosce a tua mamma? E poi io Chi la dico, ma conosce? sapete quanto mangia Desiree? Giusto, il giusto, Capito? ragazzi, il giusto per Un vivere. catanese mi ha detto una parola che io non conoscevo. Che t'ha detto? Si cala una cuona. Così, Si dice così, è si dice vero. così. E allora andiamo, ora che la nostra pasta è quasi, vedi, bella, ci piace al dente abbiamo Al detto, dente. giusto? Guarda qua. Guarda cosa faccio ora. Ho portato di nuovo in ebollizione il burro Sì. e faccio così. Mi dai una marisa. La Marisa è qua. E faccio così, guarda. 1 e 2. Questo lo tolgo. Poi guarda come scolo. Non sto attento se c'è colatura di acqua, vedi? Quindi tutto qua dentro. Tutto così. Guarda. Così. Guarda. Così. Così. Vedi, tutto sommato. Una pasta al burro, però questo Alfredo è stato uno magico perché dice aspetta che io prendo la pasta al burro e te la cambio. E poi che si fa? Scusami, E ora dico, ti come faccio mai vedere. hai messo Ora qua in ti faccio pirofila? vedere. Mettiamo tutto, mi sposti questo? Mettilo dietro, mettilo dietro. Prendiamo una forchetta e un cucchiaio, mi serve? Guarda.
una dose incredibile di parmigiano, proprio Sì. così, e cominciamo a fare questo lavoro. A mescolare. Ci spruzziamo un po' di pepe, mon amour. Ma sì. Poi abbiamo fatto una colatura di mozzarella, questa è una cosa che gli ho voluto mettere io. Poi come ti si spiego- fa la colatura Te lo di dico io, mozzarella? guarda, mettiamo la colatura della mozzarella che ci dà un saporino incredibilmente buono. La colatura di mozzarella, sai come si fa? Basta prendere una mozzarella, metterla a microonde in una scodella, tutto il liquido che esce fuori dalla mozzarella e l'altro quella è la colatura. Guarda come si sta formando una crema. Vedo. Vedi, dalla normale pasta al burro, guarda cosa abbiamo fatto. Cos'è che possiamo Che fare? facciamo? Assaggiamo, mangiamo? Passiamo all'assaggio, mi prendi un piatto innanzitutto e io la impiatto. Guarda. Vai, dove vai? Ancora? Eh sì. Ecco qua. Qua così. E voilà. Guarda, guarda questa bella crema che si è formata qui. Così. Questa la togliamo, la mettiamo lì in vista appena appena. Togliamo questi e passiamo All'assaggio. all'assaggio. Fatta mettere là, per quale motivo? Perché ci vuole? Me l'hai fatta mettere là. No, prendi questo, prendi questo. Aspetta, prendi un adesso bel ci arrivo, un condimento. minuto, adesso ci vado. È una pasta al burro, però, capito? Dove abita questo Alfredo? A Roma, È vivo? in via della Scrofa, non credo. Ah, vabbè, mi Com'è? dispiace. Una semplice pasta al burro che può diventare un primo interessante. Complimenti Alfredo, veramente. Vero? Si è inventata sta mantecatura e è fatta Complimenti così. vivissimi Ma la finisci tutta oppure ad passiamo? Alfredo. La finisci Buonissimo. tutta? oppure- No, perché questo è il salato. Se poi No. assaggio un biscotto non posso più tornare qua. E chi te l'ha detto? Tu sei capace che ti mangi il biscotto alla pasta? Ma no. È capace di questo, ma no. Senti, ma io non la devo assaggiare. No. Scherzi, la pasta all'Alfredo. No, No. molto buona. E allora passiamo un attimino. Ci vuoi svelare i segreti di questa pasta nel frattempo? E te l'ho detto. Tutto sta nel mettere il burro nella pirofila, poi la pasta scolarla facendo arrivare l'acqua della pasta e poi questo gioco di mantecatura così che è spettacolare. Sì, non ha smesso più di mangiare. Io ora gliela levo e va, poi non diventa sgarbato. Posso? Ecco qua. Poi passiamo i nostri biscotti al burro che sono geniali per una colazione, geniali per un bel tè. A me piace questo, Sì, guarda. è dall'inizio della trasmissione che lo Che guardo. lo guarda e dica a te ti Sì, sistemo io. Sì, esatto, l'hai sistemato. Oppure, sai, ti mangi questo, gli spalmi un pochino di Nutella, a cosa deve sembrare? Un po' di ricotta, di crema di ricotta. Facciamolo. Come sono? Come sono? Ce l'abbiamo la Nutella? Sì, non c'è. No? Non c'è. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Cosa io penso La luna di te. piena era carina. Guarda, Che cos'è? tipo un cuoricino. Grazie. Guarda. Grazie. Ah, quale cuoricino! Quale cuoricino, dai! Molto buoni, Molto complimenti. buoni, complimenti. Noi a questo punto dobbiamo dirvi una cosa, noi siamo ogni giorno su Antenna Sicilia, mi raccomando non mancate, se volete sapere tutte le ricette Ma lo sanno. aspettate fino alla fine, se no andate su Sicilia Play, su YouTube e ci mettete, c'è chi la vuole cotta. Non se ne perdono E ci siamo una, noi. lo No, sanno. lo so, Non se ne ma, perdono una. Stiamo facendo numeri da paura, lei continua a mangiare, vi vogliamo bene e vi amiamo. A dopo. Fettuccine d'Alfredo,
400 g di fettuccine, 80 g di burro, 50 g di parmigiano e la colatura di una mozzarella da 100 g. Biscotti al burro, 200 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, un cucchiaino di lievito per dolci, un po' di aroma vaniglia.